Benvenuti e ben ritrovati con il nostro classico appuntamento con i campioni dello sport friulano. E oggi, guardate qua chi c'è alla mia sinistra, Nicola Benchiarutti. Benvenuto, ben ritrovato Nicola. Grazie, buonasera a tutti. Nicola Benchiarutti, che è prodotto del vivaio friulano, uno dei ciclisti professionisti che danno lustro al nostro ciclismo, ha appena terminato la sua prima stagione da professionista a piano di sopra, quindi nel circuito Continental con la Androni Sidermec. Allora, Nicola, com'è andata intanto quest'anno? Complicato, ma mi pare che le tue soddisfazioni te le sei pure, o no? Sì, quest'anno, come tutti sanno, è stato un anno un po' particolare e complicato per il Covid, però comunque diciamo che come primo anno tra professionisti alcune gare importanti sono riuscito a farle, ecco. Citamene qualcuna in cui ti sei distinto o che ti ricordi con soddisfazione. Ma sicuramente la Milano-Sanremo, la classica monumento, che è una delle gare più belle in assoluto, secondo me. Allora, spiegami un paio di cose. Intanto, se Jonathan Milan è la freccia bianconera, poi Matteo Fabbro è il camoscio di Zompicchia, Alessandro De Marchi è Rosso di Buia, tu sei il treno di Osoppo. È vera sta cosa o no? Spiegami se il Ma nickname è sì, giusto. sì, Ah. è venuta fuori sì questa cosa sui giornali, un po' Mm. sugli articoli e Mm. è bello, sì, mi fa piacere, ecco. Insomma, Non mi sempre di dispiace. tanti watt da spingere ci sono anche lì. Allora, Esatto, Nicola, esatto. ripercorriamo un po' anche la tua carriera, perché tu prima dell'Androni correvi con i Cycling Team Friuli, prima ancora Sì, con il Team esatto. Danieli, prima ancora con la Buiese, insomma hai fatto tutta una serie di tutta la trafila nel settore giovanile. Ma perché hai Sì. iniziato e come sei arrivato all'Androni? Ma io ho iniziato proprio da G1, dal primo anno possibile. Non mi ha spinto nessuno in famiglia, mio papà o parenti, perché nessuno correva in bici, giocavano tutti a calcio. È stata una passione mia che ho voluto proprio di mia spontanea volontà iniziare a correre con la Buiese, che è la squadra qua vicino, e da lì subito ho avuto questa grande passione, poi ogni anno continuavo, cresceva la passione e fino a quest'anno che sono riuscito a raggiungere un sogno, che è quello di correre tra i professionisti. Importante è stato il lavoro col Team Friuli e col CTF Lab per arrivare a livello professionistico? Ma col Cycling Team Friuli abbiamo fatto 3 anni assieme e con il CTF Lab continuo tuttora con Andrea Fusaz, Mattiussi e Baronti, infatti sono seguito da loro per la preparazione. È stato un percorso in 3 anni in cui sono cresciuto molto sia come ciclista ma anche come persona, perché tutto il gruppo Cycling Team Friuli è più di una squadra, è quasi come una vera famiglia. E lì mi hanno dato tutto il meglio per poter esprimere le mie potenzialità. E con l'Androni quest'anno, non tanto in corsa, ma dietro le quinte, negli spogliatoi, tra virgolette, come è andata? Come ti sei trovato nel gruppo? Ma anche l'Androni è una squadra molto affiatata e molto unita. Sicuramente non è il Cycling Team Friuli, è già una realtà più grande, più un lavoro, ecco. Però comunque c'è un buon rapporto sia con i compagni di squadra che con i dirigenti, ecco. Mi piace parlare con ragazzi che siano partiti dalle nostre latitudini per arrivare al ciclismo professionistico, perché potete dare dei consigli, ma anche delle dritte ben precise con cognizione di causa su che cosa voglia dire lavorare a livello professionistico. La differenza nei carichi di lavoro proprio da dilettante a professionista è tanta. Sì, diciamo che c'è un bel salto. Io ho avuto la fortuna che con il Cycling Team Friuli affrontavamo già gare di un certo livello, quindi il trauma è stato minore, diciamo, però comunque il salto è veramente, veramente grande, ecco. I chilometri sono molti. Beh, basta capire i chilometraggi della Milano-Sanremo per dirti che non sono certamente Sì, quelli a cui esatto, esatto. eravate abituati. Quest'anno, a parte la Milano-Sanremo, Nicola, in quale altra corsa ti sei divertito soprattutto? Ma ho iniziato in Venezuela a fare un giro a tappe là, il Táchira, poi sono andato in Malesia, poi c'è stato il periodo di lockdown e poi ho iniziato con la Milano-Torino, poi la Milano-Sanremo, ho fatto una gara anche in Spagna e alla fine ho fatto un paio di corse in Francia. Allora, lascia stare il Covid, non parliamo di Covid, ma ti aspettavi
la vita da professionista come l'hai poi vissuta, oppure c'è stato qualcosa che non ti aspettavi e che ti ha colto di sorpresa? No, boh, un po' sicuramente me l'aspettavo, mi ero già preparato un po'. Sì, poi questo col Covid è stato un po' particolare, soprattutto sì per questo, però comunque più o meno me l'aspettavo così, diciamo. Ho visto che spesso e volentieri avete mantenuto anche le vostre caratteristiche. Bais, per esempio, che è un tuo, scusa, Mattia Bais, che è un tuo compagno di squadra, all'Androni, ha mantenuto le stesse caratteristiche, cioè era sempre in fuga, anche da professionista. Sì, Tu hai mantenuto il tuo stile di corsa tra i professionisti, oppure hai cambiato un po' le tue abitudini? Ma sicuramente il primo anno un po' cambiato e sono stato di supporto alla squadra, come è giusto che sia. Però comunque quando c'era l'opportunità anche lo staff, il team mi ha dato la possibilità di esprimere le mie carte, che sono sicuramente quelle di essere un corridore veloce, ecco. E raccontaci la vita da professionista, cioè quanto ti alleni, cosa fai, quali sono i programmi, proprio le tabelle di allenamento. Ma adesso ho ripreso da un paio di settimane ad uscire in bici quasi quotidianamente e comunque ogni giorno o bici oppure esercizi a casa, adesso che non si può andare in palestra, ogni giorno faccio qualcosa. Poi durante la stagione, in primavera, estate, lì ogni giorno in bici. Nicola, sì. Sì, ogni giorno tante ore, tanti chilometri. Ci dai un ordine di grandezza sui chilometri percorsi che fai, tipo, non so, in una settimana? In media sui 600-700 a settimana. Giusto per far capire anche di che cosa stiamo parlando a chi Sì. ci sta guardando. Tornando indietro, riavvolgiamo un attimo il nastro. Torniamo al 2019, quando tu vincesti la tappa del Giro d'Italia a Falcade. E lì si capì che Nicola Venchiarutti era destinato a grandi cose, perché chiaramente vincere una tappa in quel modo era evidente, c'era tutto il mondo che ti guardava e sei diventato professionista, con un anno d'anticipo rispetto al quadriennio, ce lo confermi? Sì, è vero, esatto. Già lì, al termine della tappa, avevi sentore che qualcosa potesse cambiare, oppure il passaggio è stato graduale, o come è arrivato il passaggio dai pro? Ma all'inizio, dopo la vittoria della Popolarissima in primavera, avevo già avuto la possibilità di fare uno stage con l'Androni. E poi lì, con la vittoria al Giro, lo stage è diventato la firma di un contratto e quindi quella vittoria lì mi ha un po' aperto le porte al mondo dei professionisti. E spiegaci cosa andrai a fare però l'anno prossimo a questo punto, perché il primo anno è di assaggio. Adesso cosa succede? Adesso il calendario gare non lo sappiamo ancora, anche per la situazione che c'è ancora col Covid. Però comunque l'obiettivo è quello di fare più gare magari più importanti e crescere insieme a tutta la squadra. Punta il mirino, un obiettivo. Qual è la gara che ti sconfinferà di più per il 2021? Ma sicuramente la Milano-Sanremo e, come tutti gli italiani, fare il Giro d'Italia. Ok, e qui ti volevo. Giro d'Italia, quest'anno l'hai visto? Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Cosa ti sarebbe piaciuto percorrere nella corsa rosa di quest'anno? Ma il Giro è sempre bello, soprattutto quando ci sono tappe in Friuli. Era bello partecipare, ma comunque ero il più giovane della squadra quest'anno e quindi la decisione è stata giusta così. Speriamo per il prossimo anno, dai. Lo speriamo davvero tutti, perché quando abbiamo iniziato a fare queste trasmissioni, il primo che ho invitato è stato Alessandro De Marchi. E a domanda, se ci fosse stato Alessandro De Marchi al Giro d'Italia 2020, cosa sarebbe successo? La stessa domanda la pongo anche a te. Se Nicola Venchiarutti avesse partecipato al Giro d'Italia 2020, cosa avresti combinato? Ma avrei sicuramente provato in qualche fuga, magari da lontano, o se c'era l'occasione, qualche volata l'avrei fatta, ecco. Sì, perché tu non sei solo un passista, sei proprio anche uno veloce Sì, sono anche veloce, sì. Sì, la Popolarissima l'hai vinta allo sprint, diciamolo. Sì, esatto, sì. Ancora un paio di curiosità, Nicola. La prima è, l'Androni ti ha già più o meno ventilato quale possa essere il programma dell'anno prossimo, oppure, non essendoci ancora calendario preciso, vivete ancora la giornata? Non sappiamo, perché noi di solito iniziavamo sempre
fuori dall'Europa, Sud America o Asia o Africa, e quest'anno ancora non sappiamo veramente niente, anche del ritiro che dobbiamo fare a dicembre, ancora tutto in alto mare. E per quanto riguarda invece la tua volontà, tu chiaramente adesso prosegui a fare il professionista, senti anche un minimo di responsabilità piuttosto che di onere nel rappresentare anche il ciclismo friulano? Perché ci sono tanti ragazzi che adesso stanno provando a uscire, però di ciclisti che veramente sfondano, come hai fatto tu, come ha fatto Fabio, come adesso farà Milan, ce ne sono pochi. Senti un po' l'onere di dover rappresentare anche la tua terra? Sì, sicuramente lo sento, ma veramente con piacere. Io sono molto legato al Friuli, alla mia terra, e quindi sono molto orgoglioso anche di rappresentare la mia regione in Italia o nel mondo, ed è una cosa che mi entusiasma molto. Nicola, la mia classica domanda in chiusura di ogni trasmissione è: ci risentiamo in video chat il 26 di novembre 2021 e tu a quel punto sarai contento se... Ma se porterò a casa qualche gara, dai. Portare a casa significa vincerla, ovviamente. Sì, esatto. Possibilità magari anche con Androni di salire al World Tour ce ne saranno in futuro, secondo te? Il World Tour in Italia è un argomento complicato, però non si sa mai, magari lo sponsor giusto, i collegamenti giusti, vedremo. Ok, Nicola, grazie. Sai che in realtà ti alleni da solo o vai... sì, in realtà io proseguo le domande, ho detto che finivo, ma proseguo con le domande. Ma ti alleni da solo o magari ti trovi in gruppo anche con gli altri ragazzi, con i professionisti o comunque con i ciclisti di alto livello qui in zona? Ma adesso in questo periodo è meglio anche per le norme uscire da soli, sicuramente. Poi quando la situazione era normale, speriamo torni presto normale, sicuramente mi trovo con gli atleti del Cycling Team Friuli che vengono qua in ritiro, oppure con De Marchi o Fabbro, comunque facciamo un bel gruppo qua, i ciclisti friulani, ecco, qua della zona. Molto bene, allora Nicola, il treno di Osoppo, abbiamo ormai standardizzato e abbiamo anche registrato questo nickname e continueremo a chiamarti così. In bocca al lupo per il 2021, speriamo di vederti davvero protagonista tra i professionisti e ci sentiamo a breve. Grazie a Nicola Venchiarutti. Grazie, buona serata.